Oggi Unicoop Sicilia è una grande realtà del movimento cooperativo in Sicilia con oltre 1000 cooperative, ma oggi, al di là del numero delle cooperative aderenti, per il modo con cui l'Unicoop sta facendo politica a favore della cooperazione, possiamo dire che il nostro mondo, l'Unicoop, è veramente la cooperazione in Sicilia. Il 19 ottobre celebreremo il terzo congresso regionale. Sarà un giorno di festa. Vogliamo celebrare intanto le nostre cooperative, il risultato che hanno ottenuto in questi anni, perché molte cooperative le abbiamo create noi, le abbiamo portate avanti, le abbiamo viste nascere, le abbiamo incubate. La voglia di fare cooperazione, il rituale della vera cooperazione, e poi il 24 novembre c'è il congresso nazionale, come abbiamo detto sarà incentrato sulle cooperative spurie, sulla falsa cooperazione. Noi sin dal primo momento abbiamo lottato contro le false cooperative, principalmente perché creano disagio e danno alla cooperazione, ma perché poi creano molti incidenti di percorso contro l'occupazione, contro i lavoratori e contro quello che è l'immagine che si ha tra la popolazione e della cooperazione. La cooperazione è vista come un momento di pulizia, di grande impegno mutualistico. Queste cooperative spurie effettivamente annacquano tutti questi valori.